Per noi la sostenibilità è una delle caratteristiche fondamentali per poi presentarci al nostro pubblico con qualcosa da dire, e quando abbiamo deciso di risparmiare acqua potabile, di crearci l'energia elettrica fondamentale per un negozio così energivoro come la gelateria, è stata la scelta importante che ci ha fatto procedere verso questo cammino alla sostenibilità. Per cui abbiamo rinunciato a qualcosa che è la vista, non si vede più il gelato da noi, però non abbiamo più consumato acqua potabile, con dati oggettivi: 1.182.000 litri di acqua potabile risparmiata solo nelle gelaterie. Nel laboratorio centralizzato che abbiamo fatto abbiamo un circuito su cui abbiamo investito molto di recupero dell'acqua, e soprattutto abbiamo un fotovoltaico su cui abbiamo investito molto per diventare praticamente autonomi e autosufficienti. Un'altra delle iniziative che abbiamo fatto per la sostenibilità è partire dalla cultura, quindi partire dall'istruire i bambini. Abbiamo trovato nei bambini di terza elementare un patrimonio, perché vengono da noi li istruiamo prima quello che è un alimento che loro amano, che è il gelato, quindi facciamo cultura alimentare sul gelato, dopodiché vengono nella nostra gelateria e in quel momento lì loro toccano con mano cosa vuol dire lavorare una materia prima vera e viva, come per esempio la fragola, rispetto a fare un gelato con le famose polverine, per cui gli facciamo vedere proprio la comparazione sia di lavoro che sensoriale, quindi la differenza tra questi due modi di lavorare. A quel punto lì i bambini si rendono subito conto dell'enorme divario che c'è tra chi lavora in maniera naturale e quindi chi si alimenta in maniera naturale da un altro tipo di consumo alimentare. Diciamo che le decisioni di resilienza e di investire nella sostenibilità sono venute proprio nel momento in cui cominciava il periodo grave per tutta la ristorazione del Covid. In quel momento abbiamo dovuto stringerci tutti, e quindi noi titolari che avevamo preso decisioni, ma anche tutti quanti i dipendenti che, non dimentichiamolo, ma sono il motore di tutto quello che facciamo, e abbiamo dovuto appellarci ai nostri clienti, per cui un delivery improvvisato che poi è diventato organizzato e ci ha aiutato a diventare quello che siamo adesso, quindi una ditta forte, serena e assolutamente... Nel momento di difficoltà è il momento in cui si trovano le soluzioni e le innovazioni per restare a galla. Quelle innovazioni che poi vengono in questi momenti bisogna saperle cogliere e portare avanti, per cui tutto quello che è stata la digitalizzazione, che è stata obbligata in un momento di crisi per tutti, l'abbiamo saputa prendere e diciamo evolvere in qualcosa di nuovo. Quindi questo è quello che noi abbiamo fatto. Ciò non toglie che anche adesso con l'intelligenza artificiale ci sono ulteriori passi avanti, quindi questo.